Nell'ultimo anno circa 20 milioni di italiani sono stati costretti a pagare di tasca propria per ottenere prestazioni sanitarie essenziali, facendo lunghe liste di attesa. 1.500 euro l'anno è la spesa sanitaria privata media per famiglia, 690 euro a persona. Una spesa destinata a crescere. Le previsioni Ecofin dicono che entro il 2050 la copertura assistenziale pubblica scenderà progressivamente dall'attuale 75 al 50% e quindi il cittadino dovrà coprire a proprie spese la metà dei costi. Questi dati ci dicono che occorre colmare le carenze del sistema sanitario nazionale pubblico con la sanità integrativa. Per questo CNA, insieme al sindacato e alle altre associazioni di categoria dell'artigianato veneto, ha promosso l'ente bilaterale Sani in Veneto, il fondo di assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori dell'artigianato e degli imprenditori artigiani, a cui possono aderire anche i familiari, che copre i costi di più di 3.600 prestazioni sanitarie. È stato fatto una bella operazione con i dipendenti delle nostre imprese, contrattualmente avere un'opportunità per una sanità integrativa, e noi siamo riusciti ad allargare questo fondo, che è un fondo chiuso, a un fondo aperto dove poter partecipare sia gli imprenditori, sia i familiari degli imprenditori e i familiari dei dipendenti. Una opportunità che tra l'altro è un'opportunità anche a bassissimo costo, perché con 105 euro all'anno abbiamo, come diceva prima, 3.600 prestazioni che si possono avere dei rimborsi. Sani in Veneto nella sua crescita ha saputo distinguersi dagli altri fondi in molti modi. Il primo vantaggio di Sani in Veneto è che è un fondo veneto creato per il Veneto, quindi non è un insieme fisso, un catalogo fisso di prestazioni, ma è stato studiato, ragionato sui bisogni dei cittadini veneti e sulle caratteristiche della sanità veneta, che è una sanità di valore che funziona. Il secondo vantaggio è che Sani in Veneto è un fondo senza scopo di lucro, quindi non deve guadagnarci nel dare la tutela ai propri iscritti e soprattutto che sta facendo un percorso di autogestione, quindi non vi sono alcuni intermediari nella gestione. CNA ha attivato sul territorio della provincia di Treviso, in ogni sede mandamentale, uno sportello Sani in Veneto per erogare informazioni agli utenti. Volevo invitare tutti i miei colleghi imprenditori ad aderire a questo fondo di sanità integrativa, perché con il prezzo di una pizza al mese possono avere una copertura sanitaria sia per loro che per tutta la loro famiglia. I rimborsi sono facili, veloci, basta solo presentare la fattura e in 15 giorni hanno un rimborso.